Agevolazioni in pillole del 9 luglio 2025. Anche questa settimana vediamo assieme quelle che sono le novità nell'ambito degli incentivi e delle agevolazioni. Partiamo subito dalla notizia della riapertura del fondo perduto del 40% per l'installazione di fotovoltaico e mini eolico e accumulatori nelle PMI. È stato infatti riaperto lo sportello di Invitalia per questo bando. La nuova scadenza è fissata per il 30 settembre 2025. Attenzione che di mezzo c'è la pausa estiva e quindi i tempi risultano comunque essere molto stretti. Abbiamo deciso di organizzare un webinar di approfondimento sulle comunità energetiche rinnovabili e in particolare sull'incentivo per l'installazione di fotovoltaico e di sistemi di accumulo nelle aziende che hanno sede in comuni con meno di 50.000 abitanti. Questa è una delle novità del decreto di modifica del bando, che prevede anche un'estensione al 30 novembre 2025. Proprio per l'importanza di questo bando abbiamo deciso appunto di organizzare questo webinar. Lo abbiamo organizzato per mercoledì 16 luglio alle ore 17. Per iscriversi trovate i link nelle note. Lombardia Next Fashion. La regione Lombardia si prepara a lanciare un bando che si chiama Next Fashion 2025 destinato a sostenere la ricerca e l'innovazione nel settore tessile, moda e accessorio. L'iniziativa mette a disposizione importanti risorse per partenariati tra imprese che vogliono sviluppare modelli di produzione sostenibili e tecnologicamente avanzati. I progetti dovranno essere realizzati in collaborazione tra più imprese con l'obiettivo di valorizzare la contaminazione tra realtà di valore e promuovere l'eccellenza del Made in Italy. La scadenza non è ancora stata comunicata, ma è consigliabile partire sin da subito con la progettazione di questo bando, visto che appunto coinvolge più aziende. Lombardia, linea microimprese. La regione Lombardia ha pubblicato un bando a favore delle microimprese che prevede un contributo a fondo perduto fino al 50% per investimenti in macchinari, impianti e attrezzature che contribuiscano alla riduzione dei consumi energetici. Il bando prevede anche un incentivo per l'installazione di fotovoltaico e impianti da fonti rinnovabili. Friuli Venezia Giulia, fondo perduto per l'attrazione di investimenti. Il Friuli Venezia Giulia ha riaperto i termini per la misura di incentivazione destinata alle imprese manifatturiere e del terziario avanzato che non hanno sede nella regione. Il bando sostiene i nuovi investimenti che prevedono un rilevante impatto occupazionale pari ad almeno 10 nuove assunzioni. Ogni progetto dovrà prevedere un investimento minimo di 5 milioni di euro ed essere localizzato in specifici agglomerati o aree industriali regionali stabilite dal bando. Veneto, ricerca e sviluppo per l'idrogeno verde. La Regione Veneto ha attivato un bando per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo dell'idrogeno verde. L'iniziativa mira a promuovere l'innovazione e lo sviluppo di componenti, materiali, dispositivi e sistemi, processi e servizi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno da fonti rinnovabili nel territorio veneto. Possono beneficiare di questo contributo a fondo perduto le imprese, anche in collaborazione con organismi di ricerca, per progetti il cui valore sia compreso tra 1 e 2,5 milioni di euro. Anche per questa settimana è tutto. Se avete trovato utili e interessanti queste notizie, vi invito a mettere un mi piace e a condividere con chi ritenete possa essere interessato. Per assistenza alla presentazione di questi bandi e maggiori informazioni, il sito di riferimento è reteagevolazioni.it. Io sono Franco Rasotto e questa è Rete Agevolazioni.